Via. Sì. Via. Zitto. Ah, giusto. Fabio Di Maio! 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 Dei suoi vecchi. Qualcuno vuol dire qualcosa? Chi era Fabio? Due parole. No, ma Gianni. Qualcuno di voi, dai, due parole. Vai Dani. La memoria di Fabio. Voi che lo conoscevate, potete dire chi era Fabio. Beh, mi chiamo Gianni, sono di Treviso, ho frequentato pochissimo lo stadio, però ho frequentato tanto Fiera e soprattutto ho frequentato tutti i giorni che avevo fatto. Venivo allo stadio una volta all'anno perché Fabio ci passavo tutti i giorni in piscina e non mi piaceva tanto il calcio perché noi facevamo i maestri di nuoto insieme. Poi già una volta all'anno per amicizia per vedere Treviso che gioca, almeno io a vedere Treviso che gioca facevo il tifo insieme. Se mettevo praticamente tutte le volte in curva a Copenaghen, altri fiori e fiere, insomma passavamo una domenica splendida, domeniche sempre belle, avvincenti, divertenti, dove ho trovato con tutti i fiori che c'hanno in curva grande simpatia, umanità, amicizia e Fabio era praticamente per loro un riferimento da un punto di vista della persona, dell'umanità soprattutto perché senza fare della retorica stupida, Fabio è una persona di una bontà infinita, tutti quelli che l'hanno conosciuto hanno potuto ammirare un cuore grandissimo e una grandissima generosità e poi era un riferimento che comunque da un punto di vista poi anche del physique du role era un tipo figo che piaceva alle donne e che piaceva praticamente anche agli uomini perché aveva un grande fascino nei confronti di tutti. Ha una famiglia splendida, il papà e la mamma e in tutti questi anni per noi è sempre stato qui. Non ci ha mai abbandonato ed è sempre stato praticamente con noi. Io ho trovato la vostra iniziativa straordinaria, avete praticamente dato dimostrazione di grandissimo senso dell'amicizia, senso praticamente della fratellanza, senso dell'onore e penso che questa curva praticamente sia degna di ragazzi splendidi come voi.